contributo. È essenziale continuare a rispettare le regole, c'è ancora troppa gente in strada da nord a sud. Caterina Proietti. Piena di gente, ma così non si può andare mai avanti. Troppa gente anche per qualche commerciante della Pigna Secca a Napoli che ha deciso di rimanere chiuso. Lo facciamo per il bene nostro e vostro, spiegano in questo cartello. Consiglio di fare delle spese un po' più abbondanti. Ma immagini simili arrivano da tutta Italia. A Bologna questa mattina le persone affollavano le strade del mercato in centro come fosse un sabato qualunque. Auto in coda anche a Roma, soprattutto in periferia, questa volta per entrare in uno dei 5 supermercati di via Torbella Monaca. I vigili hanno fermato quasi tutte le auto, intrecciato i dati di residenza con il percorso fatto. C'è troppa gente in giro. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta sui funerali, celebrati senza autorizzazione, della ragazza uccisa dal fidanzato a Favara. Nonostante ripetuti appelli, i numeri fotografano una realtà ben diversa da quella richiesta in una situazione di emergenza. Nell'ultima settimana sono state più di 47.000 le persone multate perché sorprese fuori casa senza una valida ragione. Una breve passeggiata con il cane è consentita, ma solo intorno alla propria abitazione. Le uscite per la spesa dovrebbero essere limitate. Invece le denunce hanno subito un'impennata soprattutto negli ultimi 3 giorni. Quasi raddoppiati i positivi al Covid che hanno violato la quarantena. 205 da sabato scorso ad oggi. Persone sulle quali ricade la responsabilità di far ammalare altra gente e che ora rischiano il carcere. In Lombardia